soprattutto in Barbagia, tra la cultura pastorale, agropastorale, con la cultura industrialista, soprattutto dell'adattamento al capitalismo globale. Però Michelangelo qui dà una visione più aperta, non peraltro scrisse anche il villaggio elettronico, che era un'opera di straordinaria attualità. Dice no, l'identità sarda deve assumere tutto ciò che fino ad ora è successo, tutto ciò che abbiamo vissuto, ma deve essere un'identità in divenire, e questo è molto gramsciano, nel senso che Gramsci non si ferma esclusivamente al momento della struttura, quindi il rapporto economico, ma vede anche la diacronia, quindi lo scorrere del tempo. E torno sul finire a Allenberger, che appunto viene negli anni '80 all'online e si interroga su che cos'è la Barbagia, perché ha letto gran parte di quella che era la letteratura, quindi questa immagine della Barbagia appunto chiusa, astorica, scrive. Viene in Barbagia e vede che la gente vive normalmente, vive come si vive in gran parte del resto d'Italia, d'Europa, del Mediterraneo, e lui rimprovera un po' tutto ciò che è stato scritto precedentemente, compresi i risultati di quella famosa commissione Medici che lavora dal 1969 al 1972. Il rapporto della commissione Medici è facilmente scaricabile da internet, dove in maniera un po' sintetica, forzata, fa coincidere il pastoralismo col banditismo, e su quello si innesta poi tutto il processo di industrializzazione, e anche questo va visto non esclusivamente sul caso sardo, sul caso barbaricino, ma è un processo che interessa gran parte del mezzogiorno d'Italia, quindi il processo di industrializzazione in Sardegna va letto anche all'interno di tutto ciò che erano i tempi, quindi l'idea di industrializzare il meridione, il mezzogiorno. Cosa salva e qual è la seconda parte, la seconda riflessione che voglio portarvi? Berger salva la vitalità e la creatività degli abitanti barbaricini, che hanno saputo adattare il loro modello di famiglia, azienda pastorale al capitalismo. Quindi non siamo più in una resistenza chiusa, ma siamo in una fase adattiva, di adattamento alla modernizzazione. E prima di parlare di imprenditori, cioè di andare sulle schede di imprenditori che ho preparato, la prima vera grande impresa che ha una durata secolare, ce l'ha dimostrato Giuseppe prima, è la famiglia azienda pastorale barbaricina, che ha una sua divisione dei ruoli interna, che è inserita già da secoli in linee di commercio, in linee di sviluppo capitalistico, che portano i prodotti dalla Sardegna alla Francia, a Genova, non ripeto quello che ha detto Giuseppe, ma anche nell'Ottocento, anzi ancora di più nell'Ottocento, verrà inserita in queste linee di capitalismo globale, e che però ha mantenuto la capacità di adattarsi. In alcuni casi ha avuto degli adattamenti positivi, in altri degli adattamenti negativi, però il sistema di famiglia-azienda barbaricino è quello che perdura per molti secoli. Il pastore sa benissimo che il valore del latte da solo è poco, è il formaggio quello che dà il valore aggiunto, e quindi soprattutto quando nella seconda parte dell'Ottocento iniziano a svilupparsi i primi grandi caseifici industriali, il pastore è costretto a trasformarsi, una trasformazione antropologica importante, da azienda che conclude la filiera, diremmo oggi, ad azienda di meri confeditori. Si dice anche che i pastori sardi siano in parte refrattari alla cooperazione, però se andiamo a controllare le cooperative tra la fine dell'Ottocento e primi, fino all'avvento del fascismo, ma
poi anche in età repubblicana, le uniche cooperative che resistono per più anni sono proprio quelle pastorali. Quelle agricole falliscono praticamente subito. Ancora oggi, seppure in gran parte solo per il conferimento del latte, sono tra le poche che resistono. E in più ha delle strategie di modernizzazione, perché soprattutto nella seconda parte del Novecento cerca di adattarsi a quello che è il cambio del mercato, la modernizzazione, la meccanizzazione, il tentativo di migliorare la produttività, quindi si inserisce, seppure in maniera subordinata e periferica, uso queste due parole che derivano dalla teoria del sistema globale molto care ai sociologi economici, sono aziende che comunque resistono, pur nella crisi attuale che voi tutti ben conoscete. Terza riflessione, che è quella diciamo un po' più snella rispetto ai concetti. La Barbagia, abbiamo detto, non è né fuori dal mondo né fuori dalla storia. Dalla Barbagia in Barbagia, in senso ampio, arrivano o partono una serie di imprenditori. Qualche anno fa abbiamo compilato, tra il 2012 e il 2015, un dizionario degli imprenditori in Sardegna. Sono andato a ricontrollarmelo per vedere più o meno quali erano le voci più importanti. Inizio con uno abbastanza noto, che è Giorgio Asproni Junior, originario di Bitti. È importante perché significa Giorgio Asproni Junior, nipote di Giorgio Asproni, parlamentare, democratico, mazziniano, garibaldino, eccetera. Viene sostenuto negli studi soprattutto dallo zio, ma è importante perché qui si inserisce in una lunga tradizione barbaricina, che è quella di investire una parte dei ricavati dell'azienda, della famiglia azienda, nello studio. Giorgio Asproni Junior diventerà uno dei più grandi tecnici minerari in Sardegna, sarà direttore di diverse miniere nell'Iglesiente, Monteponi, e sarà anche uno degli studiosi, degli ingegneri che progetta la miniera tunisina di Gebel Stars. Oltretutto, questo lo dico perché sono sardarese, partecipa alla fondazione delle Terme di Sarda, visto che prima abbiamo citato Fornogiano, così. Sovranismo termale. Un altro imprenditore di Bolottana, e anche questo è curioso, è vero che sono attirati dalla città, ma questo è normale perché uno dei luoghi per fare impresa è la città. In Sardegna le città sono Sassari, Cagliari e poi arriverà Nuoro, che avrà lo sviluppo più importante sul finire dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Un altro è Ferdinando Cossetto di Bolottana, che lui va a Sassari per lavorare al tribunale, poi riesce a entrare in possesso, investe una parte del suo stipendio nell'acquistare i macchinari della ditta Urbino che producevano fiammiferi, e diventerà uno dei più grandi produttori di fiammiferi in Sardegna, che esporterà anche nel resto d'Italia. Pensate, mi sono segnato alcuni dati: nel 1882 occupava 120 operai, quindi stiamo parlando di una delle aziende più importanti del Nord Sardegna. Produceva 200 quintali di cerini e 300 quintali di fiammiferi all'anno, quindi stiamo parlando di... Non è vero che, anche questo non è vero che non si faceva impresa in Sardegna, si faceva nei numeri in cui si poteva fare. Per citare Nuoro, Francesco Guido Gallisai, che ovviamente conoscete tutti, figlio sia per parte di padre che di madre di due famiglie nobili, una di Rosè e Gallisai di Mamoiana. Inizia col molino ereditato dal padre, col molino per la molitura dell'olio ereditato dal padre, poi nel 1881 a Santo Pedro apre un
mulino e un pastificio, chiude la filiera. Cioè, addirittura c'erano alcuni passaggi che ho riletto, sono costretti sia lui che l'altro grande pastificio, che era quello che gli ereditano di Merello, poi Balletto e poi Costa, devono importare il grano da fuori perché la produzione sarda non bastava. L'altro aspetto interessante è che porta la luce al Nuoro, la luce elettrica al Nuoro nel 1911, sfrutta inizialmente l'energia a carbone e poi faranno la diga sul Cedrino per sfruttare l'energia idroelettrica. Siamo negli anni 20 del Novecento, fa parte di quella grande stagione prefascista del grande piano elettroirriguo della Sardegna. C'è una grande fase di modernizzazione per la Sardegna, tra l'altro i tecnici dell'idroelettrico in Sardegna erano i più importanti d'Europa. Angelo Amodeo lo portiamo ed era uno dei più grandi tecnici europei che in Sardegna sperimenta alcune tecniche. Un imprenditore del Novecento del turismo, Palimmotte di Oliena, che apre prima un punto di ristoro, un punto d'alloggio su Golovone, e poi diventerà assieme ad altri imprenditori come i fratelli Sacchi sull'Ortobene, lancerà l'industria turistica della ristorazione nel Nuorese. Uno esterno ma importantissimo, anche se siamo ai confini della Barbagia, siamo forse già a margine, Bologna è già a margine, Benjamin Piercy, ingegnere inglese, gallese, che arriva in Sardegna per la costruzione delle ferrovie e diventa uno degli uomini più ricchi probabilmente in Sardegna, perché riesce ad avere il contratto di servizio per le ferrovie sarde e investe nell'acquisto della grande tanca, la grande azienda di Badesalides a Bolotana, dove avvia un'azienda zootecnica, una delle aziende zootecniche più importanti del Mediterraneo. Addirittura ha una varietà di capi bovini e ovini che appunto non si trova nel resto del Mediterraneo. Mario Rossi, forse a qualcuno dica a voi può suonare un nome noto, perché è un toscano, arriva in Sardegna per sfruttare diciamo così il patrimonio boschivo, ottiene le licenze per fare la silvicoltura e poi apre anche una segheria, ne apre una a Macommer, una a Tonara e ne abbiamo censita una a Gavoi, assieme a quella che operava già di Ginesu. Siamo negli anni 50-60, era diciamo una delle industrie, delle attività imprenditoriali che più si legava al territorio, perché c'era anche il controllo insomma dei boschi, c'era quantomeno appunto il controllo del territorio, e sarà uno dei fornitori delle traversine, non anche qua per come si racconta del Piemonte, la Liguria eccetera, no, le traversine le facevano per le ferrovie in Sardegna, soprattutto per le complementari, quindi per tutta quella linea di treni leggeri che prima collegavano diversi punti della Sardegna più interna e che oggi invece sono diventate il treno. L'ultimo è noto, non so quanto sia noto, che è nato in Barbagia, è Francesco Zeddapinas, che era di Tirana, la famiglia aveva delle grosse proprietà appunto in Barbagia, e il padre Giovanni ha l'intuizione di investire, siamo alla seconda metà dell'Ottocento, di investire nell'area periurbana di Cagliari. Infatti acquista le vigne degli Agostiniani, che era quel grande complesso di Campidano Vitato che abbracciava la città di Cagliari dal Poetto verso Quarto, quindi l'area di oggi è sostanzialmente un po' tutto costruito tra Generugi, Monteurpino fino al Lazzaretto di Cagliari. Il figlio appunto Francesco
riesce a crescere l'azienda e soprattutto a puntare su vini più liquorosi. La vicenda di Azienda Piras è abbastanza drammatica per certi aspetti, perché alla morte di Francesco l'azienda viene liquidata perché la moglie, per la legislazione dell'epoca, non poteva assumere direttamente la direzione dell'impresa, i figli erano ancora minori, quindi queste quote dell'azienda vengono divise. Sarà il figlio di Francesco a rimettere assieme l'azienda, acquistando soprattutto con soldi che gli presta la madre, perché anche la madre veniva da una famiglia benestante aristocratica, gli presta dei soldi per riacquistare le quote, e da lì abbandoneranno definitivamente la produzione di vini e nasce la produzione appunto di liquori, di distillati, eccetera. Per concludere, perché sentiamo le campane, per concludere, un ragionamento che va al di là delle storie imprenditoriali, per quanto siano affascinanti, per quanto ve le abbia elencate in maniera molto sintetica. State iniziando un percorso, l'ha detto Gianmario, di riscoperta della storia, dell'identità, la volontà appunto di fare questa identità in divenire, aperta. E richiamo qua il concetto di identità, i due concetti di identità che Giacomo Orto, uno dei miei maestri, scrisse in un opuscolo e ha ripubblicato recentemente, quello di identità pesante e identità leggera. L'identità pesante è quella che appunto deriva dalla storia, dalle tradizioni popolari, da tutto ciò che è il nostro bagaglio come comunità, e di cui c'è un'esigenza, una domanda molto forte. Oggi lo facciamo anche a voi, ma molti di noi girano nei diversi comuni. C'è stata una bella esperienza a Nuramis quest'estate a cui ha partecipato anche Marco. Andiamo molto in giro nelle comunità perché c'è questa esigenza di storia. C'è l'esigenza però che questa storia sia raccontata in maniera seria, sia studiata in maniera scientifica, e che non si vadano a raccontare delle storie e non la storia. Quindi l'identità, diciamo, pesante è data da questo. L'identità leggera invece va messa in termini di progetto e di apertura, perché oggi ragioniamo non più come microetnia, quello che Michelangelo Pira rimproverava a Lillio, cioè di aver rinchiuso nelle microetnie locali di quartiere, di vicinato. No, dobbiamo essere aperti, perché quell'identità più pesante ci serve per aprire un progetto inclusivo oggi che guarda il Mediterraneo e che guarda l'Europa. Quindi io vi faccio gli auguri per questo percorso e vi seguiremo, insomma, per quanto è possibile. Grazie. Bene, direi che se avete domande, dubbi, perplessità, curiosità anche rispetto ai 4 interventi, state diverse materie, abbiamo sempre visto della Barbagia, però abbiamo affrontato diverse peculiarità, ecco. O se qualcuno vuole fare un breve intervento. L'ultimo avete spiegato benissimo come il gioco dei relatori. Se posso, prego. Posso permettere una curiosità al professor Secche. Quando ha parlato del conflitto fra gli aragonesi e il giudicato di Arborea, ha citato alcuni diciamo, paesi dove ci sono stati dei firmatari all'assenso, e fra questi ho visto il cognome della relatrice, Turcas. Quindi volevo sapere se in proposito c'è una etimologia, diciamo, locale, spagnola, così. No, non azzardo su un'ipotesi, perché il mio campo è, diciamo, questo dell'onomastica non me ne occupo.
non so dove venga il Turtas, non ho idea, però se andiamo a fare un discorso profondo sugli oltre 6.000 nomi che sono in quella pace, scopriamo molto spesso che tornano, cioè che alcuni cognomi tornano ancora oggi in determinati paesi. Per esempio a Tonara, lo conosco molti amici a Tonara, e tornavano dei cognomi, Poddighe, quindi diciamo, partendo da questo documento qui effettivamente è possibile in qualche modo rintracciare una sorta di origine di alcuni cognomi, però chiaramente è un lavoro che andrebbe fatto a tappeto, che andrebbe fatto in maniera un po'... quindi no, non azzardo risposte. Ci sono altre domande o interventi? Una precisazione solo, no, forse senza microfono, per quanto riguarda la scuola di Austris, 1460 mi pare, no? Volevo precisare che a Ollolai, io sono di Ollolai, intruso qui ma da farlo passare, mi smaschero. No, non c'è bisogno. Non si sente. No, scusate, a Ollolai avevamo ospitato un convento di francescani che avevano una scuola proprio intorno al 1460. Solo per precisare questo. No, sicuramente anche questo è un elemento in più che offre insomma, qualche dato sul livello di alfabetizzazione di questa regione, che è un dato che non è mai stato studiato, però è importante perché poi ci chiarisce quello che ha detto Gloria, cioè consente di inquadrare com'è che in questa regione nascono a un certo punto nasce tutta una serie di tradizioni, canti liturgici o paraliturgici. A questo punto si potrebbe anche ipotizzare sul canto a tenore che cosa c'è, da dove arriva, cioè c'è un livello culturale che non è un livello piatto, non è un livello zero, ma un livello alto. Dobbiamo capire quanto alto e dobbiamo capire che cosa questi, per esempio i francescani o l'ormai, questo è sicuro perché sono rimasti 30 anni fino al 1490, quando sono dovuti fuggire in seguito a un delitto commesso. Cioè sono dovuti scappare e sono stati cacciati via. È storico questo, Non lo metto in dubbio. No, dipende da loro. Ci sono anche altre domande? Io vorrei dire questo, ricordare alla professoressa Turtas, mi pare, che un manoscritto di Gozos esiste anche nell'archivio parrocchiale di Gavoi, che è stato oggetto di studio di una tesi di laurea di una ragazza di Gavoi. Mancano alcune pagine, è cucito a refe, e i titoli sono in lingua spagnola, mi pare, non ricordo poi bene, ecco. Però è molto incompleto come testo. E deve, secondo la ragazza che ha fatto la tesi, dovrebbe appartenere alla seconda metà del 1700, mi pare, come data. Sì, io ho fatto solo un esempio anche dovuto al tempo, di pochi manoscritti appartenenti alla diocesi di Nuoro, ma in realtà era un genere così diffuso e conosciuto che è molto probabile che ogni confraternita fosse dotata di un manoscritto. Per quello che so io, per esempio a Gavoi, nella prima metà dell'Ottocento era presente la confraternita sia di Santa Croce che del Carmelo che del Rosario, quindi è molto probabile che anche questo manoscritto, di cui adesso inizierò a cercare notizie, fosse appartenente a una confraternita. Molti di questi manoscritti erano sia trascritti da confratelli, ma il livello culturale molto spesso linguistico, ma anche abbiamo visto grafico, era così elevato che molto spesso si sa che gli stessi autori di questi componimenti fossero sacerdoti stessi. Nel caso di Olzai era il rettore di Olzai che si firmava come autore di questi componimenti. Comunque sia, la ringrazio per questo. Non c'è la firma, lo sappiamo se è stato l'autore, però c'è da notare questo, che per esempio il godo della Madonna d'Itria e di Sant'Antioco che noi veneriamo sono diversi da quelli che abbiamo oggi. Rispetto a quelli tramandati nel manoscritto. Sì. È interessante anche quello, perché
possibile anche che tutti questi manoscritti tramandano differenti anche tradizioni, una molteplicità anche di tradizioni. Abbiamo visto come per esempio a Olzai si trasmettono 2 gozos per la Madonna di Itria, o comunque sia molto spesso questi manoscritti venivano anche, tramandavano non solo la cultura locale del posto dove venivano redatti, ma erano anche un compendio di gozos a livello sovralocale. Molto spesso queste antologie di gozos addirittura sono strutturate secondo il calendario liturgico, quindi c'è anche il calendario, tutto il calendario annuale che seguono, dove non si riportano solo i gozos locali, ma anche gozos a livello più sovralocale. Quindi sì, è interessante notare anche quello, è interessante vedere come la lingua non sia anche la lingua locale, ma sia appunto una lingua sovralocale prestigiosa. Quindi la ringrazio comunque sia per questa notizia. Ci sono anche altre domande, curiosità? Un'altra ancora io. Ne approfitto di Cavoli. Vedi che ti tuteliamo però. Non solo per complimentarmi per le ottime relazioni, ma per chiedere, proprio ne approfitto anche per gli altri, si intende, per chiedere la questione storiografica a quando risale la lettera ad Ospitone di Gregorio Magno. Allora, Perché è una curiosità che purtroppo non è stata ancora... Allora, in realtà lo sappiamo con precisione. Esatto. Ora, io non ricordo, c'è scritto nella slide, tra l'altro, lo sappiamo perché Gregorio Magno data le sue lettere. Perché voglio dire, noi dobbiamo immaginare posso dire, usare un termine antistorico, in questo caso la sede apostolica, come una sorta di maxi ufficio con i suoi funzionari. E quindi il Papa, che come ho detto è il rampollo di una delle famiglie senatoriali, no? Sa benissimo a chi deve mandare le epistole, sa benissimo che le epistole che... Maggio 594, questo lo so io, però, ma quella non è l'originale. In che senso? Quando dal punto di vista storiografico, l'originale in Vaticano. E quello? Come no? No, non c'è. Beh, se il testo fa parte delle epistole ed è originale, è quella. No, non è originale quella. È una copia. In base a cosa? Aspetti, in cosa intende lei per copia? Perché se lei intende una copia, cioè un manoscritto derivante da un manoscritto medievale, ok, ma questo non vuol dire che la fonte non è originale. Il testo è quello. E soprattutto è derivante dal fatto che i manoscritti hanno delle concordanze e la concordanza tra le concordanze permette di datare e di attribuire l'originalità. Penso che non sia proprio l'originalissima quella scritta proprio da No, esatto, quello voglio dire. Ah, ok, in quel senso sì, però il testo è quello, voglio dire, sì, la genuinità del testo certo, quello. ma l'originale, proprio l'originale, quindi quando il manoscritto non è proprio quello. Sinceramente non saprei, No, perché si entra in una disciplina che non è... So che non è quello. Ma pare che sia in pratica risalga a 4 o 5 secoli dopo. Sì, ma è abbastanza normale, nel senso Beh, molto più normale. Dal punto di vista storiografico, sa a quando risale? La copia? Non saprei proprio. No, non è niente. Proprio. Allora, eventualmente Perché? potremmo scoprirlo se andassimo a vedere una delle trascrizioni nelle grandi raccolte di documenti, per esempio ottocentesche. Le lettere di Gregorio Magno sono comprese in una grande opera storiografica che si chiama Monumenta Germania Historica, quindi che tra l'altro è digitalizzata e disponibile su internet gratis. Quindi cosa succedeva? Succedeva che questi grandi copisti, tra cui un'altra grande componente che sono soprattutto legati alle fonti cristiane, i padri bollandisti, loro prima di
scrivere la copia, prima di copiare, facevano la storia della copiatura, dicevano Esatto. sono andato in questa abbazia, in questa biblioteca, ho visto questo manoscritto, quindi magari attraverso questo sistema potremmo risalire Bisognerebbe risalire a questo, perché una mia curiosità era questo che volevo chiedere. Sì, ma guardi, già che sono disponibili su internet lo può fare tranquillamente. No. È il bello della ricerca, la ricerca non c'è purtroppo. è meno chiusa di quanto si crede. No, Non c'è. magari se lo scopriamo. Non c'è.